Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera ai telespettatori di Telechiara, ma anche agli ascoltatori di Blu Radio Veneto che quest'oggi in realtà ci ascoltano in differita. In realtà dovremmo dire buon pomeriggio perché siamo in un luogo molto particolare. Molto particolare, siamo nel carcere Due Palazzi di Padova. Per questo motivo, per esigenze del carcere, non siamo in diretta, abbiamo registrato oggi pomeriggio, ci state vedendo questa sera. Anche per questo, Giulia, non abbiamo gli SMS oggi, ma... Niente SMS, nessuna telefonata. Le interazioni che chiediamo ai nostri telespettatori e agli ascoltatori di Blu Radio Veneto sono ex post, quindi finita la trasmissione vi ricordiamo quindi la nostra mail che è redazione@telechiara.it e anche la nostra pagina Facebook, su Facebook appunto la pagina di Fatti Nostri, La Piazza, per interazioni diciamo dopo la trasmissione, per capire insomma quali sono i vostri suggerimenti, quali sono anche i vostri commenti, perché no, le critiche. Assolutamente, il titolo lo vedete già in sovraimpressione, colpevoli da far pena. Questa è la nostra domanda che poniamo agli ospiti in sala e ai nostri telespettatori detenuti tra condanne ed amnistia. Se ne è parlato molto, se ne sta parlando proprio anche in questi giorni di carcere, con il decreto svuota carceri del ministro Severino, ma avremo modo di parlare di sovraffollamento delle carceri, del problema della pena e anche la famosa giustizia della pena e delle colpe da espiare. Sì, l'argomento in realtà è davvero ampio, come al solito non abbiamo l'ambizione di essere esaustivi in sole 2 ore di trasmissione, noi ci proviamo, è una trasmissione molto particolare, non so quanti talk show siano stati realizzati dall'interno del carcere Due Palazzi, Telechiara ci sta provando con questa puntata davvero speciale. Michaela, ti lascio presentare i tuoi ospiti intanto. Ce ne sono moltissimi, sono presenti con noi anche molti detenuti che ringraziamo per la loro presenza. Allora io vi presento e mi sposto, anche così non do le spalle. Innanzitutto il nostro padrone di casa che ci ha ospitato molto gentilmente, Salvatore Pirruccio, direttore del carcere Due Palazzi di Padova, al suo fianco Flavio Zanonato, sindaco di Padova. Elisabetta Casellati, ex sottosegretario alla giustizia, e alla mia destra Annalisa Rebonato, segretario dell'Associazione Vittime di Reato di Verona, l'ASAV. Un applauso magari per loro, così rompiamo anche un po'. Poi andremo anche a vedere chi sono gli ospiti seduti nelle prime 2 file, sentiremo anche degli studenti, pensate un po', e dei detenuti che possono intervenire a questo nostro talk show. Allora io inizierei subito con il nostro padrone di casa, Salvatore Pirruccio, che ci ha ospitato e ha permesso la realizzazione di questa trasmissione. Carcere di Padova, lo sappiamo, tra l'altro uno dei carceri più virtuosi, tra virgolette, nonostante i numeri siano comunque alti anche per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri. La situazione qual è? Questa mattina la situazione vede presenti 827 persone a fronte di una capienza diciamo massima di 700, per cui abbiamo sì un sovraffollamento, ma devo dire onestamente che rispetto a tanti altri istituti penitenziari d'Italia la situazione è ancora abbastanza vivibile, però sicuramente siamo anche noi un po' sovraffollati. Ecco, tra l'altro all'interno del carcere di Padova vengono svolte molte attività lavorative e non solo, che avremo modo anche di conoscere. Questo è utile, ne abbiamo parlato tra l'altro proprio in un'inchiesta realizzata proprio dal carcere di Padova, anche per quanto riguarda la recidiva, così buttiamo subito fuori questo problema. Certamente, questa è una casa di reclusione, dunque un istituto destinato all'esecuzione penale, i detenuti sono quasi tutti o tutti definitivi e il lavoro è proprio l'elemento principale per il trattamento rieducativo. È vero, la recidiva viene notevolmente abbattuta allorquando il detenuto riesce, e sicuramente con le nostre attività ci riusciamo, ad imparare a lavorare, una professione che poi può facilmente essere spesa anche all'esterno, perché ricordiamoci sempre che queste persone prima o poi torneranno in libertà. Per cui si auspica che le attività lavorative si amplino sempre più, perché secondo me è uno dei pochi strumenti, ce ne sono anche altri, ma è uno dei pochi strumenti che è veramente valido. Senatrice Casellati, lei era sottosegretaria alla giustizia, le chiedo di prendere il microfono. Proprio in questi giorni si sta parlando del famoso pacchetto Severino, svuota carceri. Secondo lei il lavoro è un punto fondamentale, ma poi cosa serve in questo momento? L'abbiamo sempre sostenuto anche nel nostro governo. Io ho visitato molte carceri e mi sono sempre soffermata sì sull'aspetto sovraffollamento, perché è un elemento che cozza contro il concetto di dignità umana, ma soprattutto sugli spazi, sulla carenza di spazi fuori dalle celle. Allora, quando il direttore Pirruccio dice noi qui siamo in una situazione di sovraffollamento,
ma poi aggiunge questa questione, questa è quasi temperata dall'attività che qui si svolge in maniera abbondante, nel senso che moltissime sono le attività, dai dolci ai gioielli, alle valigie, tantissime. E allora questo significa che il lavoro rappresenta una sorta di chiave, una delle chiavi di soluzione del problema carceri, perché noi riteniamo che sia giusto che il detenuto sconti la sua pena e paghi il suo debito nei confronti dello Stato, però deve avere anche nel carcere la possibilità di riattivare un percorso di carattere personale che veda poi la possibilità per lui di inserirsi a pieno titolo nella società una volta uscito. Questo è una questione sicuramente di carattere personale positiva, ma anche sociale, perché lo diceva prima, quelli che usciti dal carcere trovano una soluzione lavorativa, non in genere le statistiche sono piuttosto elevate, non commettono più reati. Questo significa che allora la società ne beneficia in termini di sicurezza. Quindi abbiamo la persona e l'ambiente sociale. Quindi noi dobbiamo lavorare molto in questo senso, dare più spazio fuori dalla cella ai detenuti per il lavoro, per la cultura e anche, io dico, per gli incontri con i familiari. Guardate che l'aspetto dell'affettività è molto importante, io ho molto battuto su questo, per dare la possibilità ai detenuti di incontrare la famiglia, perché specialmente nelle carceri dove ci sono definitivi, mantenere un rapporto con i familiari dà stabilità ed equilibrio psichico. Ecco, avremo modo tra l'altro di sentire proprio anche dai detenuti, appunto, se la pensano come lei. Chiedevo invece al sindaco, Carcere Due Palazzi di Padova si inserisce perfettamente in questa città. Come vive Padova il Due Palazzi? Se ne sente parlare forse sempre quando ovviamente escono le notizie sui giornali di qualche suicidio, perché c'è stato anche in carcere qua a Padova. Come la città risponde e come vive il carcere? Beh, intanto c'è un rapporto di collaborazione costante con una delle cooperative che qui opera ed è la cooperativa Giotto. In molte occasioni si è cercato di dare una mano sia alla cooperativa sia a iniziative che erano in corso. Abbiamo utilizzato anche dei carcerati per lavori dell'amministrazione comunale. Cioè condividiamo il principio, che mi pare sovrintenda un po' il funzionamento di questo carcere, per cui la pena non deve essere soltanto afflittiva, ma deve essere una pena che punta al recupero della persona che può aver sbagliato e che poi, recuperando, dopo aver pagato il suo debito con la società, deve potersi inserire. Benefici sono già stati detti. Beh, i primi riguardano la persona stessa, ma anche la comunità ha un vantaggio, perché il carcere può essere un posto dove c'è un recupero, e questo è l'obiettivo, può diventare anche una scuola del crimine. Riuscire a essere solo sul versante del recupero e non avere quindi una ricaduta nei comportamenti criminosi, la recidiva, come viene chiamata tecnicamente, è molto importante. Ma poi più in generale il fatto di trattare le persone che hanno commesso un errore con umanità e riconoscere la loro dignità umana è un principio di civiltà che, se applicato in un punto, funziona un po' dappertutto. Quindi io condivido molto lo stile che qui viene adoperato. È vero, come si è detto, che non siamo in situazioni drammatiche sul sovraffollamento, poi vediamo se si riesce su questo a dire qualcosa. A pochi metri da qua c'è invece il carcere dei detenuti in attesa di giudizio, detto circondariale. Lì le cose sono decisamente meno belle. Su questo tra l'altro c'è la proposta proprio. Bisognerà ragionare su come affrontare questo problema, perché o immaginiamo di avere 100.000 posti, che mi sembra un po' improponibile. Bisogna però investire somme enormi e poi non so se questo è giusto, oppure decidiamo che
il modo in cui funziona la pena è diverso e tiene le carceri con un numero più basso di persone? Questa è una bella domanda. Prima di passare anche agli altri ospiti, i relatori che ci sono, guardiamolo da un altro punto di vista, il carcere, ossia le vittime di reato. Annalisa Rebonato è segretario dell'Associazione Vittime di Reato di Verona. Come vi ponete voi nei confronti di questa domanda, colpevoli da far pena? La nostra associazione è nata proprio per colmare un vuoto istituzionale. È chiaro che il detenuto è persona con una dignità, ma e che in quanto tale ha diritto ad essere seguito, ha diritto ad avere dei diritti appunto, però a fronte del detenuto c'è anche un'altra persona con pari dignità che è la vittima, la persona che ha subito il reato e che si trova a suo malgrado in uno o più momenti della propria vita, perché chiaramente nessuno mette in conto di subire un reato, a subire appunto un fatto criminoso e non sapere a chi rivolgersi, che cosa fare, al di là delle figure classiche che sono l'avvocato, il legale o eventualmente dei supporti psicologici. C'è un grande vuoto istituzionale, ci sono delle direttive europee che l'Italia ha recepito in piccolissima parte e si spera che nel frattempo questo vuoto è colmato purtroppo dalle associazioni, quindi dal terzo settore, dal volontariato, ma nell'attesa che le istituzioni si adeguino con delle proposte diciamo più concrete e che almeno garantiscano quelli che sono gli standard minimi anche per la dignità e il diritto delle vittime. Quindi non solo diritti dei carcerati, ma anche diritti delle vittime, dei familiari appunto delle vittime. Giulia, sì, ti passo la parola. Esatto. Facciamo invece un passo indietro a quella che è la cronaca delle ultime ore, perché il Ministro dell'Interno Paola Saverino ha incontrato le associazioni che in realtà lavorano dentro il carcere. Presente a questa riunione, che credo sia una delle prime che effettivamente si svolgono non solo con il nuovo Ministro, ma credo in genere anche nel panorama italiano, c'era Ornella Favero, direttore responsabile di Ristretti Orizzonti, che ricordiamo essere la rivista del Carcere Due Palazzi, ma non solo, e anche dell'associazione Granello di Senape, che lavora proprio dentro il carcere con i detenuti. Quindi Ornella, un dato di cronaca, cosa vi siete detti, quali sono state le vostre istanze? Sì, ieri c'è stato questo incontro. Devo dire che prima di tutto è stato straordinario secondo me l'approccio che ha avuto il Ministro e la capacità di ascolto, cioè non ho avuto la sensazione di andare lì con una persona distratta come succede a volte, no? E che pensa ad altro, che no, ma proprio con una persona che aveva voglia di capire, di ascoltare, che ci riconosceva il fatto di essere dentro alla situazione e di riportarle i problemi da dentro le carceri. E poi mi è sembrato interessante il suo modo di pensare, perché lei ha detto una cosa chiarissima, ha detto che secondo lei la detenzione in carcere deve essere veramente nei casi in cui c'è una pericolosità reale delle persone, che per il resto bisogna puntare a sviluppare al massimo le misure alternative, che vuol dire che una cosa molto semplice, che una persona chiusa dentro fino all'ultimo giorno, buttare via le chiavi come si usa dire, e quando esce rappresenta davvero un pericolo per la sicurezza, mentre una persona che fa un percorso graduale, con prima dentro, seguendo delle attività, la scuola, il lavoro, attività come la nostra, e poi gradualmente, cominciando con le misure alternative, a uscire, a imparare le regole della vita civile, reimpararle, reinserirsi, fare un percorso così, quella persona alla fine della pena è già una persona che è tornata nella società. Allora mi pare che questa sia la questione fondamentale. Poi io personalmente le ho fatto presente che il sovraffollamento non è semplicemente stare stretti in cella, anche qui dentro. È vero che ci sono delle attività, che è un carcere per molti versi che funziona meglio di altri, però bisogna anche dirsi che ci sono 500, 400, forse più di 400 persone che non fanno niente dalla mattina alla sera, non perché non vogliono, ma perché le attività non bastano. E quindi bisogna essere molto chiari sul fatto che il sovraffollamento significa carcere inutile
per tante persone, carcere dannoso in cui si sta parcheggiati a non far niente. Allora io da questo punto di vista, siccome io spero che queste misure che verranno prese perlomeno vanno nella direzione giusta, anche se il problema è molto più ampio e non risolvibile rapidamente, temo, ho chiesto che perlomeno le condizioni di chi vive in questa situazione siano rese un po' più decenti, per esempio con delle misure che non costerebbero niente in termini economici, che sono di ampliare la possibilità delle telefonate, dei colloqui, cioè rinsaldare almeno i legami familiari, perché il numero di suicidi, di persone che stanno male è alto. Almeno poter avere un po' più la possibilità di avere vicino i propri cari mi sembra importante. Lei, anzi, ha proprio detto che una delle prime carceri che ha visitato è stato il carcere, mi pare, di Cagliari, in cui c'erano le famiglie che pranzavano con le persone detenute, e quindi ha detto che queste possibilità di avere dei rapporti con le famiglie più ampie, in questa maniera, un po' più liberi, diciamo, è una possibilità che anche secondo lei è fondamentale e si muoverà da questo punto di vista. Poi appunto abbiamo toccato molti altri temi, ma magari poi ne parliamo. Sì, però dopo ti do la parola, Sì. Michela, più che altro per conoscere anche la nostra piazza, che oggi è davvero molto, molto particolare. Ringraziamo anche i detenuti che insomma si mettono in gioco con il loro volto. E diceva Ornella che molto spesso questa detenzione lunga è anche una detenzione inutile, di gente che non fa assolutamente niente. Chi invece ha fatto qualcosa della sua vita in carcere è Elton Calica, spero di averlo detto bene, Elton come cognome, che invece si è appena uscito, ma in questi anni di carcere, questa lunga detenzione, tu ti sei anche laureato. Sì, sì. Ecco, si può dire che all'interno di questo carcere ho trovato una condizione, ho trovato dei punti di riferimento che in qualche modo sono riuscito a sfruttare. E cioè qua c'è una scuola, cioè c'è una scuola, diciamo che il sistema scolastico all'interno di questo carcere funziona abbastanza bene, se devo dire l'unica cosa che funziona, su cui non si possono fare critiche. Allora, Intanto, in cosa ti sei laureato, Elton? Così un po' i nostri telespettatori ti conoscono. mi sono laureato in scienze politiche. Ecco, ma credo che intanto volevo fare una piccola riflessione sul vostro titolo, colpevoli da far pena, perché siccome all'interno di questo carcere io mi sono occupato per anni di informazione all'interno della redazione degli Stretti Orizzonti, cosa che faccio anche fuori. E credo non solo io e i miei compagni di redazione, ma anche gli altri compagni che stanno in carcere o che ci sono passati. Quando in qualche modo, utilizzando forme diverse, noi della redazione, scrivendo articoli, facendo informazione, chi sta in cella sbattendo magari le pentole contro le sbarre, in qualche modo ci cerchiamo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e denunciare le condizioni in cui si vive. Non è che vogliamo fare pena, perché fare pena significa andare a suscitare pietà nelle persone. Noi non vogliamo suscitare pietà, non è questo che vogliamo che le persone si rendano conto o che capiscono che in una società, cioè in quale condizioni sono messe i detenuti. Perché speriamo che le persone si indignano in qualche modo, dicono: io non voglio vivere in una società che tratta le persone umane in questo modo. Anche perché è una cosa che noi diciamo, perché è molto è facile ed istintivo mettersi nei panni di una vittima del reato. C'è l'istinto di conservazione che porta a qualsiasi persona, insomma, a avere più facilmente Sì.
paura. Ecco, invece noi diciamo, ma provate a mettervi nei panni, cioè provate a pensare di essere voi stessi a commettere un reato, un vostro caro a commettere un reato un giorno. Sì, andare in galera è giusto perché è ricevere una condanna, ma in quale carcere vorreste che fosse messi a espiare con questa pena giusta? Ecco. Sì, Elton, ne approfitto perché un po' poi il titolo era provocatorio. Pena non è solo far pena, ma anche scontare la pena. Quindi volevamo un po' porre l'attenzione su queste cose, però giustamente tu dici provate a mettervi anche nei nostri panni come vorreste vivere e come vorreste forse anche spiare la pena, perché come hai detto tu è anche giusto. Non necessariamente una pena da far pena, e questo chiaramente esattamente, è un po' il nostro gioco di parole. Io vorrei ringraziare Elton perché non è facile, non è semplice mettersi in gioco di fronte alle telecamere, e ringrazio in anticipo anche tutti i detenuti che oggi vorranno intervenire. Vai, ecco, Michela. Giulia, ne approfitto perché qui vicino a me c'è Nicola Boscoletto, presidente della cooperativa Giotto, e anche Don Marco Pozza, che è l'assistente spirituale del carcere. Abbiamo sentito nominare prima la cooperativa Giotto, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato anche delle esigenze anche dei carcerati. Nella tua esperienza, Nicola, quali sono le cose che chiedono i carcerati? Come diceva Elton, vogliamo vivere bene anche noi perché abbiamo sbagliato, dobbiamo scontare la nostra pena, però insomma siamo anche noi persone. Prima di tutto, anche per non ripetersi e dare la possibilità a più persone, mi trovo completamente d'accordo con tutto quello che ha detto Ornella delle richieste fatte al Ministro e delle necessità che sono state individuate. Sul tema specifico del lavoro, sicuramente il lavoro è il pilastro per chiunque, fuori o dentro, che ti permette di poter in qualche modo essere di più persona, essere di più presente, attivo, costruttivo, eccetera. Quindi questo è un problema ed è un'esigenza che chiaramente tutti i detenuti manifestano. Io in buona fede credo a tutti quando chiedo una possibilità di lavoro, che indichi, che sta ad indicare anche trattami come persona, no? Cioè dammi una possibilità di riacquistare una dignità che ho perso, ok? Detto questo, il lavoro è fondamentale. Abbiamo fatto un incontro proprio prima di Natale qui con un centinaio di detenuti e dicevamo, sapete che oggi sono 5 milioni e mezzo le persone disoccupate, fra un anno o due, finiti tutti gli incentivi, le coperture, saranno 8 milioni e mezzo i disoccupati in Italia. Figuratevi se su 8 milioni e mezzo di disoccupati fuori possono interessare 68 mila detenuti, no? L'avevamo detto provocatoriamente per dire una cosa, e cioè che quello che si ha bisogna trattarlo bene, bisogna partire da lì. E da questo punto di vista Padova perché rappresenta un esempio? Perché tutti, il territorio, le associazioni, profit, non profit, la struttura, ognuno in qualche modo ha portato il suo mattoncino, ha portato il suo sacco al mulino, no? L'altro 50% lo ha fatto il carcere come detenuti. Però oggi io credo che il 51% è affidato ai detenuti, il 49% è affidato alle istituzioni, al mondo esterno, eccetera. Cosa voglio dire con questo? E qua io ne conosco tantissimi e noi possiamo parlarci in maniera libera e chiara, tanto quanto è vero che un detenuto chiede il lavoro, tanto quanto poi c'è una fatica a tenerlo, a rispettare le regole, cioè voglio dire, questo non perché non sia anche così fuori, per carità di Dio, però sicuramente c'è un aspetto che oggi può aiutare tutti noi che operiamo dall'esterno, che sia pubblico, che sia privato, che sia profit, che sia non profit, e cioè di cominciare a trattare bene tutto ciò che è possibile trattare bene. Okay? Quindi qualsiasi opportunità, uno che ti dà stima e fiducia, ridai stima e fiducia fino in fondo, non appena ti giri nell'angolo. Quindi c'è una responsabilità per ognuno, però io credo che oggi, in questo momento di crisi, il 51 di responsabilità ce l'ha il detenuto nel rispondere nel miglior modo possibile a quelle poche opportunità che sono gocce,
sono gocce, certo, ma che ci sono. Però la qualità della vita, io credo che se tutti 850, 820, quelli che sono oggi in questo carcere, iniziassero a trattarsi bene, a trattare bene se stessi, gli spazi, la cella, le pulizie, il mangiare, cioè... Questa è una responsabilità che quindi viene data ai detenuti? Viene data a ciascuno, chiaramente agli abitanti di questa situazione. Perché il territorio... Perché è una città in piccolo anche questa. Michela, vediamo anche se è così semplice alla fine, perché Boscoletto infatti. alla fine poi esce ogni giorno da questo carcere. Ulderico invece ci rimane, fa parte della redazione comunque chiedo scusa, non parlo più, non lo dico così tanto per dirlo, a differenza di te e di tanti detenuti che chiaramente vivono 7 giorni su 7 qua per 352 settimane, comunque da 21 anni opero in questo carcere e con una presenza non saltuaria ma quotidiana dalla mattina alla sera, quindi certo, diciamo che noi nella nostra piazza vogliamo dare voce anche poi a chi lo vive anche in altro modo, soprattutto in prima persona, ma in prima persona anche come dramma. Ulderico, per esempio, è uno di questi. Prima sentivamo Elton che diceva no, provate voi a mettervi nei nostri panni. Ecco, in realtà non sono molte le persone che sono in grado di farlo, perché entrare in carcere come visitatori, per esempio, non è poi così semplice e non tutti sono portati a farlo. Ecco, hai la possibilità di spiegarlo, forse lo facciamo dopo la pubblicità, mi dicono la regia, grazie, quindi lanciamo la pubblicità e vi ricordiamo di rimanere con noi perché ritorniamo tra pochissimo. Ben ritrovati a Fatti Nostri la piazza, una piazza davvero particolare quella di questa sera che è all'interno dell'auditorium del carcere Due Palazzi di Padova, una puntata, ve lo ricordo, registrata per motivi logistici, non è semplice, non è da tutti i giorni registrare un talk show in carcere. Prima della pubblicità stavamo parlando di insomma come si vive in carcere. La parola per una volta la diamo ai detenuti, Ulderico è uno di questi, cerca di spiegarci in un qualche modo qual è la vostra vita. So che non è semplice sintetizzare una vita. E se dobbiamo parlare solo della vita del carcere, mi fermo qua, al discorso del carcere. Io sono entrato a Padova nel gennaio del 2010 e sono molto probabilmente dei pochi fortunati che ha avuto l'opportunità di trovare sia un periodo di lavoro e anche, diciamo, un ingresso nella redazione dei Ristretti Orizzonti, nella quale mi trovo tuttora. Quindi non posso lamentarmi perché sono occupato e mi sento anche realizzato. Si vorrebbe fare di più, ma di più poi non si può fare. Se parliamo del discorso del sovraffollamento, qua la cosa è molto dura, perché effettivamente la pena che dobbiamo scontare, perché ci è stata comminata nel senso giusto, la stiamo però vivendo in una maniera molto pesante. E non parlo solo di me stesso, perché ci sono le situazioni molto peggiori di chi non ha niente, per cui effettivamente è triplicamente peggiore. E viviamo in 3, mediamente, in una cella fatta per uno. Quindi condividere degli spazi ristretti, essendo anche chiamati noi ristretti, è difficile da gestire. E combinare caratteri diversi, situazioni diverse, ambienti stretti dove non ci si può muovere, se hai la fortuna di avere un'occupazione già questo ti aiuta. Se non ce l'hai, praticamente sei annullato. Non ti senti più persona, ti senti qualcosa di accatastato su delle brande. Se si trova uno in mezzo non ha neanche lo spazio per mettersi seduto a scrivere e non hai neanche lo spazio per scrivere o per impegnarti, perché la mente è occupata a tante altre cose. E quindi il carcere andrebbe rivisto in maniera un attimino diversa. Trovare lavoro per tutti sì, è difficile, non è facile. Sono stati tolti i fondi, per cui anche le cooperative non riescono ad impegnare più persone, anche se hanno la volontà di poterlo fare. Però queste non ci sono. E perché? Crisi. Queste sono le risposte. Non ci sono più fondi. E quindi ecco che la realtà effettivamente è ingestibile. Con tutta la buona volontà di un'amministrazione che voglia fare certe cose anche per altri aspetti, non lo può fare. Il sovraffollamento rallenta tutto. Rallenta anche la parte amministrativa, burocratica, il fatto, diciamo, anche di quello essere un percorso rieducativo, che essendoci in tanti, come fanno?
gestirla. E gli affetti familiari. Io come vittima ho anche mio figlio che ha subito una mia aggressione. E il magistrato mi ha detto, mi raccomando, segua suo figlio. Ok, ma prima di tutto ha dei suoi impegni, che fortunatamente sta facendo l'università, e l'unico spazio che io ho, grazie anche comunque all'autorizzazione del direttore, che ha superato quelle che sono le regole per chiamare al cellulare, perché non ha un fisso, è fuori casa. E io lo sento 10 minuti al mese. E fortunatamente, ripeto, mio figlio viene anche a trovarmi quando può. E quindi mi dà quella tranquillità che però vorrei sapere che magari può essere maggiore. Quindi colloqui, maggiori spazi. Questo può portare a stemperare quelle tensioni che si vivono personalmente. Perché quando ti senti annullato e se non hai uno scopo per fare qualcosa, devi avere una valvola di sfogo. E penso che gli affetti siano una possibilità non da poco. Ecco Giulia, ti interrompo perché a proposito di affetti e di possibilità, io volevo parlare con Don Marco Pozza, che è da poco, tra l'altro, assistente spirituale dei tuoi palazzi. Ho letto sul Resto del Carlino una tua intervista rispetto, per esempio, lo trattiamo solamente al caso di Occhi Pinti, che ha ottenuto la semilibertà. Occhi Pinti lo conosciamo per la vicenda dell'Uno Bianca, lui è un ergastolano. Tu hai raccontato e hai detto anche la fede ha fatto la sua parte in questo senso. La prima volta che sono uscito 3 mesi fa, dopo la prima giornata in carcere, mi ricordo che appena uscito dal blockhouse ho alzato lo sguardo e ho detto: per fortuna sono un ragazzo al quale è stato fatto il dono della fede, perché sinceramente non riuscirei a capire qual è la mia funzione, ma non solo di sacerdote ma anche di uomo qui dentro, se non riuscissi a capire qual è anche il di più che viene da un percorso di fede. È per questo forse che oggi magari mi sentirete un po' prendere le distanze magari da tanti luoghi comuni che ci sono dentro al carcere, che proprio perché ci sono già sono conosciuti e quindi non ne vale la pena proprio a ribatterli, ma mi sentirete parlare anche di un carcere che tante volte si rimbocca le maniche, di un carcere in cui anche quest'anno è stato Natale, di un carcere in cui quest'anno, la prima domenica d'Avvento, un gruppo di detenuti ha fatto la proposta di poter partecipare anche loro alla raccolta per il banco solidale per le famiglie in difficoltà fuori dal carcere. E qui a Padova sono stati raccolti 400 kg di generi alimentari che sono usciti dalle celle di queste persone. Ecco allora che la figura di un sacerdote dentro ad un carcere io me la immaginavo bella, l'ho trovata intrigante, molto affascinante, perché sto riscoprendo quella che è stata anche l'esperienza che ha fatto San Francesco. Ora tutti noi, soprattutto un certo cristianesimo di stampo bigotto, è ancora convinto che il grande lavoro che ha fatto Francesco sia stato quello di ammansire il lupo di Gubbio, ma quella è stata la metà del lavoro. L'altra metà è stata quella di convincere i cittadini di Gubbio a poter convivere loro stessi assieme con il lupo. Ora io mi offenderei e mi offendo quando sento che certe persone dicono che i miei parrocchiani sono dei lupi, perché se voi li guardate in faccia nessuno di loro è un lupo, forse nessuno di loro lo è nemmeno stato, di sicuro, almeno l'augurio è che nessuno lo diventerà. La cosa bella che mi piace dentro alla mia parrocchia e per la quale gioisco ogni volta che c'è l'occasione è di vedere le emozioni in questi ragazzi una volta che ottengono un piccolo permesso, una volta che fanno una telefonata a casa e ricordano la speranza che c'è ancora dentro. Ma la cosa più bella ed è quella che mi fa essere un po' il filo conduttore, anche ciò che tiene legato il dentro con il fuori, perché alla sofferenza che c'è dentro va posto lo stesso, se non fuori anche di più, nei confronti di chi è stato vittima di qualche reato. Sono tutte quelle volte che magari nel nascondimento mi capita di ricevere qualche bigliettino in cui qualche detenuto chiede di poter pregare o di poter ricordare anche durante l'Eucaristia qualcuno che è stato vittima di questo. E io penso che il tema del perdono, che è distante 1000 miglia da quella forma superficiale di cronaca durante la quale appena finito un delitto si va subito a chiedere il perdono, io da cristiano lo so che il perdono non è una conquista, oppure se lo è nella stessa maniera con cui è anche un dono. Ecco allora che tante volte se si evitasse anche l'accanimento così da gossip curioso che c'è addosso, si potesse avere la fortuna, perché per me è una fortuna grandissima, di poter leggere anche dentro l'abisso del cuore umano di questi ragazzi, di questi uomini, si scoprirebbe che l'uomo è capace del male più impensabile, ma nello stesso tempo è capace delle più splendide risurrezioni.
Ecco allora che ha senso anche la figura di un sacerdote, ma soprattutto un sacerdote, non ci credevo, dentro il carcere, nella parrocchia del carcere, riceve di quelle soddisfazioni che fuori purtroppo o per fortuna non si riesce più a raccogliere, perché la potenza che la parola di Dio, la forza d'urto della parola di Dio che c'è quando l'uomo è seduto per terra, fuori non riesce a raccontarla, perché fuori abbiamo avuto la grande capacità di attutirla e di prendere quello che a noi fa comodo. Ecco allora che a me piace proprio questo, piace raccontare non il carcere che si piange addosso, perché purtroppo lo sentiamo tanto spesso, ma il carcere che nonostante tutto riesce ancora a lavorare con la speranza. Ecco perché se fosse toccato a me mettere il titolo di questo, avrei scritto "Ne vale la pena", tra parentesi per la maggior parte, chiuse la parentesi. Questo potrebbe essere un buon sottotitolo. Io raccoglierei, prima di dare la scusa parola... Giulia, Prego. solo una cosa, perché i nostri operatori, giustamente i nostri tecnici hanno ripreso anche le guardie carcerarie. Non le abbiamo nominate, però c'è la polizia e le guardie carcerarie che lavorano a fianco dei detenuti tutti i giorni, quotidianamente, anche loro fanno parte di questo micromondo. Solo mi sono permessa di fare questa piccola parentesi. Ringraziamo perché questa trasmissione è resa possibile anche Certo. grazie alla loro disponibilità. Cogliamo la provocazione di Don Marco Pozza dall'altra parte del nostro auditorium assieme a Giuseppe Mosconi, docente di sociologia del diritto all'Università di Padova, che ha scritto anche una pubblicazione interessante che si intitola "Dentro il carcere oltre la pena". Don Marco Pozza diceva: ne vale la pena, noi abbiamo scelto invece provocando, colpevoli da far pena. Il concetto di pena può essere visto in molti modi diversi all'interno del carcere, ma appunto la cosa più interessante all'interno di questo talk show è proprio quello che la prospettiva per una volta è diversa. Noi siamo dentro questa volta, come possiamo raccontarla da dentro, visto che lei ha pensato di parlarne oltre la pena? Ma il termine pena è semanticamente pregnante e ambiguo al tempo stesso e quindi ritengo che convenga soffermarcisi un attimo. Fa pena ciò che induce una sofferenza nell'osservatore nella misura in cui ciò che viene osservato viene constatato come attraversare a sua volta uno stato di sofferenza. Quindi la pena è un momento di condivisione di percezioni appunto penose. E nel modo in cui il titolo è stato formulato, voi evidentemente alludete sia alla meritevolezza della pena, cioè il colpevole merita la pena secondo le definizioni del diritto, ma nello stesso tempo credo si possa assumere il fatto che chi è sottoposto a questa sofferenza induce comprensione, diciamo, e condivisione penosa in chi osserva questo stato di sofferenza, e nello stesso tempo però potremmo ampliare anche il concetto dicendo che il gestire il problema della violazione della legge attraverso la sofferenza a sua volta fa pena, cioè è qualcosa che non convince o che disorienta rispetto a una domanda, alle tante domande che restano aperte rispetto al fatto che la nostra società ad oggi riesce a gestire il problema della violazione di ciò che viene definita regola penalmente tutelata attraverso l'applicazione di una sofferenza. Ed è qui che noi ragioniamo nei termini di andare oltre la pena e tutti gli interrogativi che si sollevano rispetto a diversi aspetti che sono stati toccati in questi discorsi che stiamo attraversando in questi minuti, dalla insufficienza del lavoro al fatto che senza lavoro le possibilità di inserimento o di reinserimento sono praticamente nulle, alla situazione di sovraffollamento e dovremmo aggiungere tutta una serie di altre questioni che riguardano lo stato di salute in carcere, di salute mentale, psicologica prima di tutto e quindi conseguentemente anche fisica, che riguardano il carattere della socialità, che riguardano le prospettive di relazione all'esterno e quindi di possibile reinserimento, che riguardano le modalità di relazione all'interno del carcere. Cioè, faccio solo degli esempi, ma il carcere è un universo enorme di problematiche che restano
drammatiche e sostanzialmente irrisolte, rispetto alle quali non si può continuare a domandarci se non ci siano modi migliori di gestire il problema della violazione della legge che non siano la imposizione di un'afflizione, di una sofferenza, che in fondo affonda le sue radici in un'idea vendicativa, in un'idea ritorsiva con cui la società reagisce rispetto a un male che ha subito, o che almeno in termini di diritto viene descritto come subito. È qui che si dischiudono le prospettive. Le prospettive non possono che ricollocarsi sul terreno concreto, anche a questo si è già accennato, di chi, anche nell'intervento che mi ha preceduto, cioè di chi sono queste persone, di che tipo di esperienza hanno attraversato e attraversano, di quali sono le loro prerogative, le loro potenzialità, le loro speranze, le loro aspettative. Ecco, professor Mosconi, la interrompo solo un attimo perché a questa domanda vorrei cercare di rispondere con la testimonianza di 3 ragazze, o una di loro che mi vuole parlare. Sono 3 studentesse delle superiori, tra l'altro non è la prima volta che vengono in carcere. Volevo capire intanto come sono venute, come hanno vissuto la loro prima volta in carcere e che cosa pensano di queste persone, di questi ragazzi che incontrano e che hanno incontrato anche oggi. Do la parola a Elena. Sì, io la prima volta che sono entrata in carcere... Tanto presentati, sei Elena, sono studentessa? Elena, studentessa al Duca d'Aosta, Liceo delle Scienze Sociali, sono in quinta superiore. Io la prima volta che sono entrata in carcere ero in terza media e sempre a scuola stavo facendo il progetto carcere e poi ho avuto la possibilità di entrare questa estate, ho fatto lo stage estivo formativo. E la prima volta che sono entrata qua dentro, insomma, ho avuto un po' una sensazione forte. Quando sono uscita ho detto, cioè mi sono sentita una ragazza molto fortunata per essere libera, nel senso che qua dentro ho potuto incontrare persone veramente, secondo me, belle, per il poco che comunque le ho conosciute, persone molto simpatiche che mi hanno accolto, ci hanno accolto, e in maniera molto gradevole. Quindi non lupi? No, per niente, nel senso che io non sapevo a che cosa stavo andando incontro. Infatti quando sono entrata qua ho detto, boh, non lo so. E poi ho conosciuto le persone che partecipano a Ristretti Orizzonti, i detenuti, Ornella, tutti i volontari, e a me hanno fatto una bellissima impressione. Ma secondo te, io ti faccio un po' una domanda difficile, è giusto che scontino la pena e come? E spesso fuori dal carcere si dice, ma sì, effettivamente abbiamo sentito parlare prima delle chiavi, bisogna buttare le chiavi e lasciarli dentro, io faccio un po' la provocatrice. No, io sono completamente contro l'ergastolo, nel senso che penso che una pena sia educativa nel momento in cui c'è una risocializzazione. Nel momento in cui una persona passa anche, per esempio, 15 anni in carcere senza far nulla, esce fuori, secondo me, senza aver capito niente, cioè, anzi, secondo me sconta la pena in maniera negativa, non positiva. Io ho potuto conoscere le persone che fanno parte di Ristretti Orizzonti e posso dire che non sono assolutamente lupi, nella maniera più assoluta. Poi hanno fatto i loro errori ed è giusto che li scontino, però ci sono modi e modi per farlo e secondo me il fatto che loro partecipino appunto alla redazione è una cosa molto positiva perché li aiuta secondo me a capire anche il contatto con noi, il fatto di venire a scuola a parlare, a raccontarci la loro storia, il fatto che anche noi entriamo qua dentro è positivo. Ti ringraziamo, Elena. Rovesciamo subito la prospettiva, sì. Andiamo dall'altra parte. Probabilmente una delle persone che ha conosciuto in queste sue visite all'interno del carcere è Bruno. Bruno, anche tu fai parte, insomma, sei uno dei più attivi qui dentro. Beh, sono uno attivo come lo sono tutti gli altri. Una delle cose che diceva, riprendo un attimo il discorso interessante del professor Mosconi, è va bene la pena ma non la vendetta. A volte probabilmente il carcere sconta quelle che sono un po', chiamiamole così per provocare, le ossessioni di coloro che stanno fuori, no? Voi come le vivete da dentro invece? Beh, diciamo che io vorrei trasportarti su un argomento
che è abbastanza fondamentale per l'attività di Ristretti Orizzonti. Esiste un progetto scuola che è organizzato da Ristretti Orizzonti insieme al Comune di Padova, e questo ci consente di poter incontrare scuole, gruppi di studenti con i quali noi abbiamo una funzione di trasmettere le nostre esperienze in maniera che questi ragazzi possano magari comprendere quali sono i meccanismi che possono portare ad avere dei comportamenti a rischio, e cerchiamo di prepararli anche alla vita attraverso le esperienze che abbiamo avuto, e quindi ci capita spesso di ricevere delle domande molto difficili, no? Che riguardano la certezza della pena, qual è la pena giusta, ci hanno chiesto qualche volta. Chiederlo a noi è sicuramente, delle volte mi scappa da ridere quando lo sento, perché come posso io dire a un ragazzo delle scuole qual è la pena giusta? Io certamente la contesto la pena che mi hanno dato, no? Penso che sia umano, ma non siamo riusciti a trovare una risposta obiettiva, perché a Ristretti Orizzonti facciamo delle riunioni quotidiane, quindi si parla anche di questo, si approfondiscono molte tematiche e questo lo abbiamo affrontato, questo argomento l'abbiamo affrontato insieme ad alcune vittime, familiari di vittime del terrorismo, tra le quali Agnese Moro. Ebbene, le abbiamo chiesto, secondo lei, visto che noi non abbiamo raggiunto questa maturità, questa capacità di rispondere ai ragazzi delle scuole, qual è la pena giusta? E francamente lei ci ha risposto che dal suo punto di vista le verrebbe da rispondere che un uomo è giusto che paghi una pena, e quella pena ha sicuramente finito di pagarla quando quell'uomo è rientrato in se stesso. Però ci vogliono le condizioni per rientrare in se stessi, credo, no? Forse le condizioni che sta vivendo in questo momento la popolazione carceraria, in questo momento dico negli ultimi 20 anni, 30 anni, non vi facilita le cose, o sì? Ma me lo dica lei, Bruno. Guardi, io sono abbastanza sincero, credo di dire cose che sicuramente magari possono anche non piacere, però dipende anche da chi governa il paese in quel momento, in genere, no? Ecco. Noi ci troviamo ad avere delle leggi che sono servite sicuramente per altri scopi, per coprire, per avvantaggiare altre categorie, e quindi i carceri si sono riempiti. Una di queste leggi si chiama Ex Cirielli, e sicuramente la certezza della pena in carcere non è altro che certezza della galera, perché in carcere non entrano tutti, in carcere entrano solo certe categorie di persone, lo sappiamo benissimo, ecco, non dico nulla di nuovo. Quindi il carcere abbandonato a se stesso fa male. In carcere sicuramente ci sono persone che la pensano in una maniera diversa dall'altra, c'è Agnese Moro che crede che i detenuti debbano essere recuperati, Agnese Moro crede che le persone debbano essere rieducate, no? Ma in un carcere come questo chi si rieduca? È una domanda che, come posso dire, facciamo rimbalzare direttamente alla nostra... infatti sentire il mondo... Il mondo Bruno siccome effettivamente il microfono non ce l'hanno mai i carcerati, prego Bruno, brevemente però. Ecco, brevemente dico questo, un carcere che non consente a tutti i detenuti che vi sono rinchiusi di avere le stesse garanzie, gli stessi diritti, è un carcere che non può rieducare nessuno. Io voglio dire solo questo, la mia esperienza è che ci sono, ad esempio, parliamo di questo carcere è tra le perle dei carceri che ci sono in Italia, però sconta la pena del sovraffollamento anche questo carcere. Esistono delle sezioni, forse anche perché mancano i fondi dei reparti di questo carcere, dove su 70 detenuti ristretti vi è una doccia soltanto che funziona e non ci sono i fondi per ripararla. Proprio di questo. Poi magari ci sono altre sezioni che fortunatamente
magari hanno una componente che riesce a mantenere, a proteggere queste strutture e le docce funzionano tutte. Ecco. Grazie Bruno, ha lanciato un po' di benzina giustamente sul fuoco del nostro dibattito. Democrazia Micaela. anche in carcere in questo senso. Appunto abbiamo toccato la politica e voglio chiedere alla politica, in questo caso ai nostri due esponenti, Claudio Sinigaglia, che è consigliere regionale del PD. Proprio oggi è arrivata un'ANSA, la Lego, dall'assessore Sternagiotto, che dice 500.000 euro a sostegno di 28 progetti di prevenzione delle recidive e reinserimento sociale. Si è parlato di tagli, tra l'altro so che anche al teatro sono stati fatti dei tagli, teatro in carcere, sentiremo poi TAM Teatro Musica. Effettivamente sappiamo in un momento di crisi dove si deve tagliare anche qui, è così? Beh, mi auguro di non tagliare quel poco che c'è, che è il poco che c'è rimasto. Questi 500.000 euro sono stati frutto anche di una fatica condivisa da parte di tutte le forze politiche in Consiglio regionale, proprio per dare un contributo a quei progetti che abbiamo sentito sono molto importanti per dare opportunità a chi è detenuto, a chi sta scontando la pena, opportunità di cambiare, opportunità di crescere, perché io penso sia soprattutto questo il motivo per cui un contesto che è fatto di privato sociale, di terzo settore, di cooperative, opera all'interno e all'esterno del carcere, in sintonia anche con la città, dare opportunità appunto che corrispondono poi al dettato costituzionale. Perché l'articolo 27 è molto chiaro da questo punto di vista, l'articolo 27 della Costituzione. La pena ha come finalità quella della rieducazione e questo non è vessatoria, non deve essere questo, il dettato costituzionale dice questo, no? Allora muoverci in questa direzione vuol dire dare delle opportunità. Lo fai in un carcere come questo dove ci sono degli spazi, dove ci sono dei luoghi che danno queste opportunità, dove ci sono delle persone che stanno operando da anni, dove c'è una sensibilità che in qualche altro carcere probabilmente non c'è. È importante che però questa esperienza serva da punto di riferimento. Abbiamo sentito quanto importante sia avere dei punti di riferimento. C'è quel progetto che stiamo portando avanti da anni, il carcere entra nelle scuole, le scuole entrano nel carcere, che stanno coinvolgendo migliaia di ragazzi e di studenti. Fra altre cose, volevo sottolineare anche quanti insegnanti, quanti professori, quanti volontari siano ormai in rete cercando appunto di dare queste opportunità. Ecco, quel progetto scuola-carcere è un progetto significativo perché serve ad educare alla legalità, a dare la comprensione di quello che succede a una persona quando sbaglia, e non è immediato anche la consapevolezza dell'errore che si è fatto. E molti detenuti che si espongono e che vanno nelle scuole a parlare di fronte ai ragazzi lo fanno con verità, cioè abbiamo sentito molte parole vere, profonde in questa trasmissione, no? Perché ti esponi e offri il meglio anche di te stesso da questo punto di vista, no? E anche per i ragazzi è importante trovare queste verità, perché tutti noi cambiamo, tutti noi facciamo degli errori, tutti noi siamo anche legati a dei fallimenti personali, però abbiamo la possibilità, le opportunità per essere qualcosa d'altro, per guardare al futuro. Allora anche nella privazione della libertà è importante avere le opportunità di guardare al futuro. Allora la politica serve a questo, tra altre cose a livello regionale, dare contributi per i progetti, ma anche a livello di salute è importante, grazie agli strumenti che sono le ULSS, che sono strumenti, chiaramente enti strumentali della Regione, quello di garantire la salute all'interno, diritto alla salute. Anche qui per esempio c'è un gabinetto dentistico, c'è la possibilità della radiologia, ci sono interventi che vanno anche in questa direzione per garantire determinati diritti, e stiamo anche cercando di capire come approvare una legge che riguarda il garante dei diritti della persona, che unificherebbe il difensore civico, tutore dei minori e appunto il garante dei diritti delle persone che sono private della libertà. Allora, grazie Claudio. Parleremo poi anche di politica e sentiremo anche dei nostri relatori principali che sono seduti qui a fianco a me. Un po' cercheremo anche di tirare le fila in questa penultima parte di Fatti Nostri dal carcere 2 Palazzi di Padova. Ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità.
Rieccoci di nuovo assieme dalla carcere 2 Palazzi di Padova, colpevoli da far pena. Questo è il nostro titolo provocatorio. Stiamo parlando di tutte le problematiche relative al carcere. Abbiamo sentito che cosa propone la politica anche a livello regionale per risolvere la situazione delle carceri. Abbiamo sentito prima parlare di migliorare anche i rapporti con i familiari, ma anche di svuotare, tra virgolette, le carceri, come ha proposto il nostro Ministro della Giustizia. E immagino come che più o meno viene riproposto un po' in da realtà. tutti? Esatto, Immagino infatti, che possiamo sentire anche un esponente di Veneto Radicale Veneto su Radicale, questo. Franco Fois. Allora, abbiamo parlato di molte cose in questa prima ora di trasmissione. Entriamo un po' più dentro quello che può essere il problema politico, perché siamo arrivati insomma a questa conclusione anche parlandone con i detenuti, che alla fine è anche una scelta in un qualche modo avere delle carceri sovraffollate, no? Assolutamente, ma io credo che qui la questione fondamentale sia una, che il vero delinquente, chi davvero è il fuorilegge in questo momento è lo Stato, perché in realtà la situazione in cui lo Stato mantiene le sue carceri sono in violazione palese delle proprie leggi, quindi di fatto abbiamo uno Stato che non rispetta le proprie leggi, che non assicura ai suoi dipendenti, ai suoi funzionari, perché appunto ricordiamo che i direttori delle carceri, gli agenti della polizia penitenziaria sono funzionari dello Stato, non vengono messi in condizione di operare. I detenuti non vengono messi in condizioni di vivere in un minimo di situazione accettabile, tant'è vero che sono numerosissime le condanne che a livello di Corte europea vengono comminate all'Italia. Quindi è evidente che qui lo Stato è il primo che deve rientrare nella legalità. Allora, quando noi come radicali diciamo amnistia per la Repubblica prima di tutto, cioè perché le carceri sono l'ultimo pezzo di tutto ciò che in realtà deve essere ripristinato, per cui è lo Stato che deve rientrare nella legalità, per cui l'amnistia deve sì servire a svuotare le carceri e a riportarle in una situazione umana, perché non è pensabile che ci siano persone costrette a vivere dovendo fare i turni per stare in piedi, perché chiariamoci un attimo, noi qui dentro siamo dentro l'auditorium del carcere, una struttura bella, comoda, ma la situazione nelle celle non è questa, gli spazi non sono questi, cioè in questo, ma in quasi Quanti ne ha visitati di carceri lei, Fois? Io quelli del Veneto li ho visti fortunatamente tutti, perché come diceva la studentessa prima, ho avuto la fortuna di poterli visitare tutti, perché è una fortuna poterli vedere, perché si capisce, ci si rende conto. Allora, quando uno vede delle persone che si devono legare al letto per non precipitare di sotto quando dormono, perché il letto a castello arriva al terzo piano e ci sono 20 centimetri tra il soffitto e la branda, e il pericolo è che girandosi uno casca di sotto e casca in mezzo, sbattendo tra il letto a castello per poi finire sul tavolino o sulla sedia. Allora queste sono situazioni invivibili, ma è invivibile per i detenuti, è invivibile per gli agenti di custodia che sono in una maniera vergognosa sotto numero e non possono gestire. Allora, il problema... Come si gestisce? Ci vogliono molto banalmente più soldi per carceri migliori o ci vuole invece una depenalizzazione, allora, quindi detenuti diversi sostanzialmente, meno? Allora, ci sono tutta una serie di leggi e norme, sono già state citate in parte prima, che di fatto hanno trasformato i carceri in discariche sociali. Quando non si sa dove buttare la gente la si butta lì. Per cui questi... E c'è il famoso giochino delle porte girevoli, cioè della quantità enorme di detenuti, di persone che nel carcere ci transita. Entrano, stanno 3 giorni ed escono. E questo vuol dire lavoro, vuol dire perché devono essere immatricolati, devono essere data una branda, devono essere accompagnati, eccetera, eccetera. Quindi di fatto il carcere è una struttura che è impossibilitata a funzionare. Allora è soprattutto lo Stato che deve ritornare nella legalità, riportando quindi nella legalità le strutture carcerarie, perché poi c'è un dato che va ricordato sempre e che purtroppo non viene fatto. Si dice ma l'amnistia vuol dire, banalizzo, buttare fuori dei colpevoli. Attenzione che l'amnistia in questo Paese c'è ogni giorno, perché ogni anno sono 200.000 i processi che vanno in prescrizione, quindi ci sono 200.000 processi che non arrivano a nulla, e 200.000 processi vuol dire mettiamo almeno 2 o 3 persone per ogni processo che quindi non avranno giustizia
quindi è il caso anche delle vittime, ma non ci saranno giustizia e cosa importante, di questi 200.000 ovviamente non sono i poveracci, perché ovviamente questi 200.000 costituiscono un'amnistia di classe, perché chi può avere la fortuna di avere ottimi avvocati che conoscono molto bene il loro lavoro, che usano tutti quegli strumenti assolutamente legittimi che la legge consente, ma di fatto è un'amnistia, quindi l'amnistia c'è. Allora, rientriamo nella legalità, l'amnistia per la Repubblica, riportiamo le istituzioni nella legalità e allora avremo anche un carcere che potrà essere legale e il carcere non sia la discarica e soprattutto non diventi un luogo in cui scatenare guerre tra poveri, per cui tra vittime dei reati, tra chi ha commesso i reati, non sia guerra tra poveri, tra agenti di custodia e agenti di pubblica sicurezza. Vorrei ricordare adesso la questione delle celle di sicurezza che non ci sono nei commissariati. Ovviamente gli agenti dicono noi non sappiamo dove tenerli, non possiamo tenerli, ma è altrettanto vero che nelle carceri finora gli agenti di custodia si sono fatti carico di un lavoro, gli agenti di custodia, i direttori e il personale in generale, di un lavoro che tutto sommato a loro non competeva. Allora, non scateniamo, ecco, la questione va vista globalmente, ma è soprattutto un problema della politica, perché il carcere, il mondo carcerario è un pezzo dello Stato. Certo, interroghiamo la politica che è seduta di fronte a noi. Innanzitutto prima il direttore del carcere se vuole rispondere appunto a questo fatto. Sembra invivibile il carcere così, lei ogni giorno deve gestirlo, organizzarlo. Sì, sembra invivibile, come dicevo prima, per fortuna questo carcere qui non è ai livelli di cui parlava lui, ma certamente ci sono tanti altri istituti in Italia che sono così. Allora forse bisognerà pensare a un sistema, ma al di là dell'amnistia che è un problema politico, non amministrativo, ma comunque bisogna avere il coraggio forse di riformare quelle leggi che hanno fatto il loro tempo, perché fare un'amnistia, un indulto solo per sfollare le carceri, io credo che se non riformi il sistema penale e quelle leggi che sono venute negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 20 anni, fai presto a riempirli nuovamente. Costruiamo nuove carceri. Va bene, costruiamo nuove carceri per far star meglio quelli che ci sono attualmente, ma le riempi comunque se tu non levi il motivo per cui quelle persone vengono in carcere. Poi bisognerà esaminare appunto quali sono le leggi che forse è opportuno togliere e modificare la sanzione penale attribuendo a colui che sbaglia una sanzione di natura diversa, amministrativa, patrimoniale, di pubblica utilità, misure alternative, va bene, riguardano quelli che stanno dentro, oppure introdurre una misura alternativa di probation, cioè che si dà nel momento in cui siamo nella fase cognitiva del processo, cioè il giudice senza mettere in carcere il cittadino attribuisce a lui una sanzione. Può anche avere natura penale, ma comunque non deve venire in carcere. Il carcere io penso che debba essere riservato a chi è pericoloso veramente. Allora lo dobbiamo togliere per il momento dalla società e tentare di rieducarlo come dice la Costituzione. Allora, sentiamo anche la politica. Senatrice Casellati, è giusto quello che ha detto il direttore del carcere? Effettivamente la politica cosa può fare concretamente? No, io condivido non solo l'analisi del direttore, ma anche ci sono state qui molte sollecitazioni. Allora, è chiaro che attraverso l'amnistia e l'indulto per circa 60 anni si sono svuotate le carceri. Per sé, diciamo, l'amnistia e l'indulto può essere una cosa positiva essendo, come posso dire, il precipitato istituzionale di un sentimento di clemenza. Però non ha mai risolto il problema. È da 60 anni che noi svuotiamo le carceri in questo modo e poi purtroppo si riempiono ancora. Allora il tema è quello di verificare davvero un sistema di misure alternative. Allora oggi quello che si sta discutendo al Senato, il cosiddetto svuota carceri, va sulla linea del provvedimento che avevamo preso già noi quando eravamo in carica, quindi nel governo Berlusconi, dando la possibilità a chi aveva commesso reati lievi di scontare l'ultimo anno di carcere agli arresti domiciliari. Qui si parla di 18 mesi, se non sbaglio adesso.
E adesso questo, siccome era a tempo, è stato prorogato, quindi come ha detto il Ministro Severino un po' si pone nella linea che avevamo già iniziato noi col governo Berlusconi. Senatrice, mi permetto, chiedo scusa, cosa orribile, la interrompo veramente 10 secondi perché vorrei che fosse chiaro, evidentemente non mi sono spiegato bene, ma la questione dell'amnistia è il primo passo solo per superare un'emergenza. È chiaro che il discorso da gestire è tutto l'ampio, perché la situazione dell'amnistia, lo strumento amnistia serve semplicemente per sanare quella che è stata definita prepotente urgenza dal Presidente della Repubblica. Noi abbiamo dichiarato lo stato di emergenza come governo per questo, quindi la questione era talmente chiara per noi che abbiamo dichiarato lo stato di emergenza sulle carceri proprio per il sovraffollamento, quindi c'era consapevolezza di questa emergenza. Ma voglio dire, ogni volta che si è provveduto attraverso atti di clemenza c'era sempre una questione di emergenza, non è oggi che questa cosa accade, dico purtroppo. Allora il problema è un problema ovviamente serio e anche complicato, e io credo che oggi noi stiamo facendo una riflessione anche sul svuota carceri attuale, infatti ci sono moltissimi emendamenti in Commissione, andrà in aula la prossima settimana, per inserire, per vedere ulteriori misure alternative, tipo la messa alla prova, incidere sul processo penale. Per esempio oggi si celebrano dei processi per gli irreperibili, cioè allora di sospendere, se uno è irreperibile si consuma tempo, denaro e sappiamo benissimo che le persone non ci sono, cioè di attuare un ripensamento sulla carcerazione preventiva, perché la questione dell'organizzazione di un circondariale, della questione delle cosiddette, un termine abusato ormai, porte girevoli, perché nel giro di un anno si è stabilito che transitano in carcere anche con una permanenza di 3 giorni circa 90.000 persone. E l'altra cosa che mi ha fatto pensare, perché è emerso sia da lei che da un altro che ha parlato, che l'ha preceduto, il fatto di dire il carcere in fondo, e nel carcere ci sono le persone di categorie sociali più deboli, perché quelli che hanno un ottimo avvocato e che quindi tentano attraverso astuzie processuali di portare avanti i tempi, poi per quelli cade la prescrizione. E lei giustamente citava un dato che ho anch'io: ogni giorno si prescrivono 400 processi penali. Allora il tema anche lì è per rendere uguali tutti. Adesso io non ho statistiche, quindi non so rispondere se questo sia vero o non vero, se in Italia ci siano soltanto nelle carceri persone di stato sociale poco abbiente. Però se questo fosse vero, e sarebbe una cosa bruttissima, davvero, io ritengo che qui la riflessione deve essere fatta sulla durata del processo penale. Allora questo restituirebbe un principio di eguaglianza per tutti, perché se, come avevamo tentato di fare, si danno tempi per la celebrazione dei processi, allora davvero noi arriviamo alla certezza della pena, perché vengono tutti svolti in un tempo che viene già prefigurato. Infatti noi avevamo abbozzato questi, al di là delle indagini preliminari che durano già più di 2 anni, 3 anni, 2 anni, 1 anno, e che mi sembrava già non un tempo brevissimo. E il problema è della celebrazione dei processi, non delle prescrizioni. Su questo noi dobbiamo puntare. Allora come si fa? Anche su questo noi abbiamo presentato anche un disegno di legge recentemente, il cercare di depenalizzare perché siano effettivamente celebrati tutti i processi per quei delitti che destano allarme sociale, e invece non vengano celebrati, ma ci siano delle sanzioni di carattere amministrativo per i cosiddetti reati bagatellari. C'è una riforma, secondo me, al di là dell'amnistia, che poi non è stata concludente, c'è proprio una riforma e della carcerazione preventiva, rispetto alla quale tutti hanno denunciato eccessi, e sul
legge penale per depenalizzare, sulle misure alternative, quindi le cose da fare ce ne sono molte e ci stiamo adesso provando. Devo dire che qualcuno, lo dico velocemente, per compiutezza, qualcuno dice beh, perché non l'avete fatto? No, me lo aspetto che qualcuno me lo chieda, perché no, quello, siccome dicevo sulla scia del fatto, diciamo lo svuotacarceri l'abbiamo fatto anche noi, le convenzioni a livello europeo le avevamo già stabilite perché potessero scontare nel loro paese i detenuti comunitari la pena. Abbiamo iniziato dal processo penale, ci sembrava più cogente, civile, ci sembrava più cogente perché riguarda tutti gli italiani, avremmo dovuto poi mettere mano al processo penale. Non lo dico perché mi aspetto la domanda. Abbiamo un detenuto che vuole intervenire proprio davanti alla senatrice, sentiamo. Bene, io sono Michele e ringrazio la vostra partecipazione, anche la Telechiara, che spero che sia un granello di senape per quanto riguarda il miglioramento della situazione. E ringrazio anche, si può dire, solo il direttore della Giotto, il direttore del carcere e soprattutto anche Don Marco, che ha portato, si può dire, molta umanità in un posto così freddo e dimenticato e trascurato, in un certo senso, dal mio punto di vista, sempre la mia opinione. Per quanto riguarda il discorso di prendercela con lo Stato, il cittadino italiano, diciamo, è lo Stato, quindi consente allo Stato di fare determinate cose e poi si lamenta. Noi qui abbiamo una situazione, diciamo, che noi stessi non la vogliamo buona. Io parlo come detenuto. Trattiamo male una struttura che ci viene data in affitto, chiamiamola per la nostra pena. Don Marco ha detto di 400 kg dati in donazione dalle nostre celle, quando io vedo all'aria persone che cercano dei filtri di sigarette per farsi una sigaretta. Quindi la situazione è molto critica, cioè io cerco, se è possibile, di dare un bicchiere di zucchero a chi me lo chiede. Ognuno ha la sua condizione, la sua precarietà. E voi siete tecnici, giustamente potete aggiustare molte cose, però con le parole si va sempre avanti. Ci vogliono i fatti. Sì, prego. Come spesso attraverso i fatti si parla di finanziamenti, io non ho l'abitudine di dire quel che faccio. Prima lo faccio, poi lo dico, cioè qui c'è il direttore, per completare la palazzina del circondariale io ho portato i denari necessari per farlo, più di 2 milioni di euro, e credo che il Veneto, per la prima volta, lo dico, io avevo la delega alle carceri, quindi l'ho fatto anche assolvendo a quello che ritenevo un mio compito precipuo, molti denari per la sistemazione delle carceri, per Venezia, per Vicenza, per Padova, quindi lo dico perché l'ho fatto, tutto qua. Insomma, era per una precisazione, perché in genere dice facciamo parole e non fatti. Beh, finanziamenti per il Veneto ne ho Secondo portati. lei i soldi è meglio investirli in dove si autofinanziano oppure in dove dopo bisogna reinvestirli? Cioè nel senso ridarli. Io vengo da una struttura di Vicenza, carcere, dove che dovevano ampliarla per mettere celle, non un capannone dove si possa lavorare, dove il carcere può essere autonomo, dove il carcere costa meno al cittadino che vuole la pena lunga, come dire io voglio pagare di più che perché la persona stia dentro in quella struttura. E lei può giustamente finanziare una struttura perché vengano date le tinte, ma non perché magari venga costruito una stanza dove si autofinanzia e quindi di conseguenza le tinte se le dà coi propri soldi del proprio lavoro creato.
No, le devo dire che ho collaborato molto anche con le cooperative, proprio per, e non solo con la Giotto di Padova, ma anche con le cooperative che avevano grosse difficoltà perché avevano terminato i fondi e quindi avrebbero dovuto licenziare moltissime persone all'interno delle carceri italiane, non soltanto qui, e quindi adesso è andato via con lui, ma con gli altri, con tutti i rappresentanti delle cooperative italiane sono riuscita attraverso, perché poi adesso è inutile che entriamo in tecnicismi, c'erano poste di bilancio molto rigide per cui quei soldi non potevano essere più dati, e abbiamo trovato il modo comunque di erogarli ugualmente, quindi non soltanto per la questione della stanza o, come dice lei, per finire l'edilizia, ma anche perché all'interno di questa ci fosse lavoro reale, quindi mi sono occupata anche di questo aspetto. È molto importante. Ecco, io approfitto perché abbiamo parlato anche di attività non solo lavorative ma anche riabilitative, se così possiamo chiamarle. Sicuramente il teatro è uno di questi. Loris o Cinzia, do il microfono a entrambi perché voi portate avanti da anni un laboratorio con i carcerati. Tra l'altro io, venendo in carcere per vari servizi, ho ascoltato anche i carcerati, mi dicevano i detenuti quanto sia importante anche il carcere per rivivere anche la propria colpa, buttarla fuori e cercare di andare oltre. Sì, certo. Dunque il TAM è dal 1997 che fa questa attività, questa progettualità teatrale all'interno dei due palazzi. Colgo l'occasione anche perché poi diventa un testimone storico, no? Perché adesso parliamo in assoluto come l'oggi fosse uguale a quello che è stato ieri. Io ricordo che nel 97, quando ci chiamò l'amministrazione comunale, c'era un clima politico, sociale molto più dialogante rispetto a... Sì. E non è solo una questione di crisi economica, io credo. Proprio socialmente c'era un atteggiamento, addirittura nel 99 facemmo un convegno europeo al Teatro Maddalena in cui invitammo diversi esponenti di esperienze europee di teatro in carcere, e il circondariale doveva diventare un polo culturale per la città. No? Si pensava a una biblioteca, attività teatrali, cioè comunque il carcere con una relazione diretta, sociale, politica e culturale con la città. E non sto parlando di fantascienza, ma proprio ci sono degli atti, cioè c'è stato un periodo. Poi chiaramente sono cambiate molte le condizioni, no? Le condizioni esterne, è cambiata la popolazione carceraria, però secondo me non è solo una questione di crisi strutturale, economica, ma anche riguarda un aspetto umano e di coscienza, cioè quanto siamo in grado adesso a dialogare con queste provocazioni, con queste diversità che arrivano, quanto riusciamo ad accoglierle e a metterle in un processo culturale di condivisione e non di scontro. Volevo sentire in velocità il sindaco su questo. Sono sempre suggestioni interessanti, dopodiché applicazioni non ne ho viste neanche una in giro per l'Italia e per il mondo, quindi mi domando se si può fare un polo culturale in un carcere. Forse è un pochettino più complesso, è facile dirlo, fa parte delle belle intenzioni, ma l'esempio concreto del polo culturale in un carcere non mi sovviene. Dov'è che l'ha visto? L'ha visto in qualche altro paese, eccetera. Cioè bisogna avere anche quel realismo che consente di fare le cose concrete e non le rilancia buttando la palla distantissima su un versante che non consente di raccogliere l'iniziativa e poi di applicarla in concreto. Insomma, la rende una suggestione, un sogno, un qualcosa di onirico che di concreto non ha niente. Mi spiace di essere così concreto e anche un pochettino schietto, ma noi dobbiamo, nel discutere delle questioni di cui stiamo discutendo, tenerle anche all'insieme di cos'è un carcere. Un carcere non sarà mai un villaggio mediterraneo, penso io, siete d'accordo? Dovrà essere anche un posto dove viene scontata una pena. La pena ha una finalità rieducativa, ma non possiamo immaginare che la finalità ultima è di trasformarlo in un luogo di divertimento e di gioia. E resta un posto dove si sconta una pena.
È giusto dirlo, perché altrimenti rendiamoci anche conto di un'altra dimensione. Noi non siamo visti solo da carcerati, il nostro pubblico non è solo chi ho di fronte, è chi mi ascolta. E chi mi ascolta magari ha subito un torto, magari ha subito un'ingiustizia, vuole giustizia. E io non sono perché se la faccia per conto proprio, perché altrimenti arriviamo a questo paradosso che un pezzo di ragionamento tutto idealistico vede il carcerato da redimere come qualcosa di strepitoso, eccetera. E sono d'accordo che la pena deve avere una funzione rieducativa, l'ho detto all'inizio. E un'altra parte ritiene giusto farsi giustizia da soli, come è successo quando quel pensionato ha sparato qualche giorno fa e un assessore regionale ha detto bene, l'avrei fatto anch'io. Allora, noi dobbiamo avere l'idea di una società che di fronte a comportamenti scorretti, da una parte dà una pena giusta, e dall'altra usa la pena per rieducare, non che non usa la pena per rieducare ed è afflittivo, oppure lascia che la gente si faccia giustizia per conto proprio. Cioè teniamo conto di un insieme, perché il mondo non è mica fatto soltanto di carceri, è fatto anche di una moltitudine di persone che lavora, si impegna, si sacrifica, rispetta le leggi, e credo che vadano riconosciute anche loro, o non esistono. Questo lo dico perché mi piace essere sincero e penso a un pubblico che non è fatto solo di carcerati. Seconda, devo dire un'altra cosa. Il tempo del giudizio con il carcere c'entra relativamente. Il giudizio serve ad accertare una verità, poi arriveremo alla pena, ma vogliamo sapere cosa è successo in una determinata circostanza. Se introduciamo meccanismi che interrompono, non che interrompono questo, noi non arriviamo a conoscere la verità. E io penso che le misure del governo Berlusconi su questo punto fossero radicalmente sbagliate, perché non sono ti lascio perdere la condanna, sono rinuncio a conoscere la verità di quello che è successo, rinuncio a risarcire chi ha subito un danno, rinuncio a stabilire di fronte alla comunità chi ha ragione e chi ha torto in una determinata vicenda, radicalmente sbagliate, che poi si inserivano nelle procedure del nostro meccanismo di giustizia, in cui l'avvocato, qui lo sapete dal primo all'ultimo, la prima cosa che fa è allungare le cose. Io ho un figlio avvocato, so benissimo, la senatrice è avvocato, lo sa meglio di me e di mio figlio perché lo fa da tanto tempo. Di fronte a ogni vicenda tende a allungare. Allora se stabilisco che superato un certo termine il giudice va a sentenza, ho fatto il processo breve. Se stabilisco che superato un certo termine non c'è più il processo, ho commesso un'enorme ingiustizia nei confronti di chi ne ha bisogno. Altro discorso è il carcere, e finisco su questo, perché il carcere deve essere articolato in modo tale, diciamo così, la situazione penale deve essere articolata in modo, io sono d'accordo col direttore, chi rappresenta un problema di sicurezza deve essere tenuto in carcere, chi ha una disponibilità rapida a reinserirsi deve essere in qualche modo riutilizzato in tante forme, deve avere tutta questa articolazione, ma non deve neppure contraddire un senso di giustizia, perché se no puntiamo al fatto che la gente si faccia giustizia da sola. Quando esce uno che ha stuprato bambini dopo poco tempo per un errore processuale, non si può dire che questa cosa è un successo, bisogna dire che è una cosa sbagliata. Se uno ammazza in modo feroce, non possiamo immaginare che dopo 3 anni ha finito di scontare la pena, perché contraddice con il senso di giustizia che è dentro una popolazione che si evolve col tempo, eccetera, eccetera. Allora, l'equilibrio su questo, il non essere estremisti, è una cosa fondamentale, perché l'estremismo porta a 2 effetti. Da una parte l'incancrenirsi di determinati atteggiamenti sempre più cattivi, per cui gli immigrati vanno tutti colpiti, e dall'altra ha un atteggiamento che è un atteggiamento estremista nell'altra direzione, non lo condivido. Perfetto, allora su questo ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ritorniamo tra pochissimo.
fatti nostri la piazza solo per questa sera, non in diretta ma in leggera differita, dal carcere Due Palazzi di Padova, dove appunto stiamo registrando per motivi organizzativi. C'è molta carne al fuoco. Comincio subito con un po' di risposte. Uno spunto che viene gettato nel dibattito di questa sera viene dato da Lazzaro, che insomma ci chiede di pensare anche a tutta la popolazione immigrata del carcere. Buongiorno. Sono Lazzaro. Voglio dire alla signora senatrice, avete detto che avete d'accordo con altri paesi che detenuti stranieri possono scontare pena a suo comunitari, anche extracomunitari sulla legge di Strasburgo del 53, firmato, che tempi sono lunghissimi, minimo passa 2 anni per fare un trasferimento, che penso che su tutto questo sovraffollamento si può fare qualcosa molto più veloce. Anche tempi per espulsione di cittadini stranieri che chiedono minimo passa 7-8 mesi per effettuare una cosa. Con tutto questo si può fare tutto per smisurare. Chiarissima la domanda. Prima di lasciare la risposta alla senatrice Casellati, lascio il microfono per un altro paio di interventi. Il primo è Francesca Vianello dell'Associazione Antigone di Padova, che si occupa proprio di diritti e garanzie del sistema penale, che poi passerà il microfono nuovamente a Elton. Prego Francesca. Sì, appunto rappresento qui l'Associazione Antigone Veneto in realtà. Noi siamo una diramazione locale dell'Associazione Nazionale e visitiamo regolarmente gli istituti del Triveneto, quindi Veneto, Friuli e Trentino. E per scongiurare un po' questa immagine, diciamo, del carcere così a 5 stelle, o insomma della situazione che in qualche modo uno potrebbe immaginarsi guardando semplicemente anche a questo istituto, che è stato detto più volte è un po' la perla, no, rispetto agli altri istituti italiani. Devo dire che il Veneto in realtà nel suo complesso come regione raccoglie alcuni dei dati e degli aspetti più negativi delle tendenze che caratterizzano oggi il nostro Paese. Il sovraffollamento, prima di tutto, noi questo lo vediamo appunto entrando negli istituti e si respira, non è solo una questione, come si diceva prima, di metri quadri, è anche una questione proprio di spazi vitali, di possibilità di muoversi, come si diceva, di effettiva possibilità di vivere all'interno dell'istituto nel momento in cui le attività fuori dalle cosiddette celle di pernottamento, dove in realtà appunto si vive, sono limitate al massimo. Un sovraffollamento che in Italia appunto è alle stelle, l'abbiamo detto più volte, ma che interessa moltissimo anche la nostra regione. Noi abbiamo più di 3.000 detenuti per meno di 2.000 posti e interessa in particolare i nostri istituti circondariali. Quello appunto a cui si faceva riferimento prima è uno dei casi più gravi, insieme al circondariale di Venezia, dove lo spazio appunto vitale per i detenuti è ridotto veramente al minimo. Ma non solo questo, altre tendenze insomma caratterizzano la nostra regione e parlano della drammaticità della situazione odierna. Sicuramente l'elevatissima appunto percentuale di persone immigrate all'interno dei nostri istituti, di persone straniere, con quello che ciò comporta dal punto di vista della lontananza dalle famiglie, di richieste appunto di rimpatrio che formalmente vengono riconosciute ma che poi necessitano di tempi lunghissimi fino a rischiare di concretizzarsi appunto in nulla. L'elevatissima percentuale di persone in attesa di giudizio che riempie i nostri circondariali, il 44% a livello italiano, ma percentuali molto più alte per quello che riguarda proprio le persone straniere, che raggiungono più del 50%, punta superiore al 50%. Quindi sicuramente garanzia del giudizio, ma ricordiamoci che tutta questa popolazione in attesa di giudizio, che è una percentuale appunto elevatissima, è popolazione detenuta che non ha nei fatti, è detenuta ma non è trattata, cioè non ha diritto al trattamento, è esclusa
programmaticamente da qualsiasi diritto al trattamento e quindi conseguentemente anche diritto all'istruzione, diritto alla formazione professionale, diritto allo studio, diritto al lavoro, persone che sono proprio per legge rinchiuse lì appunto in attesa di giudizio e non hanno accesso a nessuna possibilità di trattamento. E non voglio appunto prendere troppo tempo, l'elevatissimo turnover che caratterizza i nostri istituti. Lo sa il direttore Pierruccio, che oltre a Padova regge anche Venezia, credo ancora, dove al circondariale di Venezia 3 detenuti su 4, mi hanno detto il 75%, non rimane in carcere per più di 4 giorni. Quindi situazioni che sono, insomma, voglio dire, facilmente, le cui ricadute sono facilmente comprensibili, immagino, insomma, immaginabili, spero, sia sulla vita quotidiana appunto delle persone ristrette che, come si diceva prima, non voglio dimenticarlo, insomma io per prima, sulla qualità della vita e del lavoro delle persone che sono occupate appunto all'interno degli istituti. Come Associazione Antigone, e concludo, siamo convinti appunto che questa, la chiamata il collega, discarica sociale sia il prodotto di alcuni filtri, per usare la metafora della discarica, ben precisi, che sono quelli normativi a cui si faceva riferimento prima, la Bossi-Fini sicuramente, la legge Cirielli sulla recidiva e la Fini-Giovanardi sulla tossicodipendenza. Per questo, insieme ad un cartello di altre associazioni, insieme con anche Ristretto Orizzonti e molte altre associazioni, le Camere Penali di Padova, Magistratura Democratica, le ACLI e molti altri, Beati Costruttori di Pace e la CGIL, appunto siamo stati ieri ricevuti dalla Ministra e proponiamo insomma alcune sostanziali modifiche, insomma consideriamo che alcune sostanziali modifiche di queste normative siano assolutamente necessarie e stringenti. Un'ultimissima parola voglio dire al sindaco che parlava prima appunto del problematico rapporto, io me ne rendo conto insomma anche studiando questi temi, tra carcere e città, però vorrei ricordare al sindaco Zanonato, come tutta se lo ricorderà anzi meglio di me per memoria storica, che tutta la battaglia contro le istituzioni totali è stata condotta a suo tempo come tentativo di riavvicinamento di tutte quelle aree problematiche insomma, che riguardano il sociale e le marginalità alla città, come diritto ad una città che in qualche modo deve riuscire a coinvolgere e a integrare e a risolvere in maniera politica, nel senso bello della parola politica, anche tutte le contraddizioni e le problematiche che la attraversano, quindi non espellere ma ovviamente ricevere e tentare di dare delle risposte concrete. Allora noi ti ringraziamo, io prima di passare la parola... Sì, prego. Se posso sull'argomento. C'è uno spot pubblicitario che mi piace tantissimo, che pubblicizzava una trasmissione, mi piace tantissimo, è Crozza che parla, no? E prendendo in giro uno che vuole mettersi in politica, che è Luca di Montezemolo, ad un certo punto non trova il foglio del fare. Dice: e come si fa? Mi manca il foglio del fare. Vogliamo anche noi tirar fuori il foglio del fare e non dire cose soltanto astratte? Punto di domanda. Vado avanti con il discorso. Quando si dice e si fanno tutte queste affermazioni, bisognerebbe avere la capacità di scomporle in azioni atomiche, che io nel mio piccolo cerco di fare, e dire: mi fai questa cosa qua? E si discute nel merito. Non porsi il problema astratto, proiettato su un orizzonte tutto ideologico, del rapporto, della città che ospitale, dell'istituzione totale. Sono tutte cose superate da una cultura, secondo me, riformista, che i problemi piano piano li ha risolti. Allora, per esempio, depenalizziamo alcuni reati. È una frase che si può mettere nel foglio del fare. E un pezzo di detenuti non li troveremo più nelle nostre carceri. Usiamo pene alternative e un pezzo di detenuti avranno tutta una serie di altre opportunità. E andiamo avanti sul foglio del fare. Quello che io ormai, diventato purtroppo anziano e piuttosto rigido nel modo di pensare, non accetto più, sono le parole dette senza che ci sia qualcosa di
concreto che sta sotto. Quindi foglio del fare, mi interessa il fare. Allora così mi impegno anche a fare. Faccio fatica in Veloce questo... però perché sennò non riusciamo a finire solo tutti. un attimo, proprio faccio riferimento ad un'esperienza, ad una proposta che è stata fatta al nostro sindaco molto recentemente e per cui siamo stati ricevuti appunto in Consiglio Comunale, cioè l'istituzione di un garante dei diritti dei detenuti a livello locale. Noi ci siamo proposti... Non la condivido, ve l'ho detto con sincerità. No. È una cosa che non è nell'ordinamento, io cose che non sono nell'ordinamento non le faccio. E voi vi siete inventato una cosa che non condivido. Ma noi ci siamo inventati, mi scusi, tutti gli altri comuni del Veneto, ho parlato con Tamburino, ho parlato col direttore del carcere, ho parlato con varie persone. A Verona esiste il garante dei diritti dei detenuti locale, a Rovigo esiste il garante dei diritti dei detenuti. A Vicenza l'hanno appena istituito, non può dire che ce lo siamo inventati noi. Inventiamo una nuova sovrastruttura che ha un costo e che lascia illudere la gente quando abbiamo il giudice di sorveglianza, un giudice togato che ha delle responsabilità, il direttore del carcere che è un funzionario pubblico e ha delle responsabilità. Per quale motivo dobbiamo sempre fare queste superfettazioni? Non le condivido, ma è un'opinione mia. Se la legge regionale lo stabilisce, io sarò felice di attuarla, ma non posso inventarmi un ruolo che l'istituzione mia non ha, per piacere, perché i compiti dei comuni sono scritti in Costituzione, li passiamo insieme e vedete che questo non è un compito che ho. Allora, vediamo come si può risolvere. Prego, senatrice. La piazza non è molto d'accordo. Prego, perché volevo rispondere al sindaco Zanonato sul merito di mie affermazioni precedenti, ricordando un po' il punto di partenza. Noi prima abbiamo detto qual è il modo di alleggerire il numero dei carcerati. A fronte della proposta sull'amnistia io dicevo che c'è una riflessione sulle misure alternative che stiamo già introducendo nella legge cosiddetta svuota carceri con i domiciliari l'ultimo anno, scusate non ho più la voce e anche con la messa in prova, è stato scartato il braccialetto elettronico, si sta dicendo che la carcerazione preventiva è una carcerazione troppo lunga, che è un'anomalia del sistema penale italiano. Elisabetta, lo state dicendo quando si parla di determinati soggetti e di determinati reati. Fermati, quando parliamo dell'immigrato che viene fermato con la droga in tasca, non lo state dicendo, quindi lo dite a seconda dell'uditorio che vi ascolta. No, non è così. Se tu seguissi i lavori parlamentari sarebbe... No, non hai seguito e ti spiego perché, Flavio. Io ho molta stima di te, però questa cosa la devi dire. Cioè, quando io parlo di tempi di durata del processo e di un disegno di legge che fissava in 2 anni per le indagini preliminari, 3 anni primo grado, 2 anni per il secondo e 1 anno per la Cassazione, quindi un numero notevole di anni, io con questo dicevo che si dà certezza al diritto e nello stesso tempo con questo si coniuga un principio di eguaglianza. Con questo non voglio dire che i processi debbano essere interrotti, ma voglio dire soltanto che noi dobbiamo dire ad un cittadino che si appella alla giustizia italiana che il suo processo non potrà durare troppo tempo. Questo non è un invito a interrompere, è un invito a farli i processi. Tanto è vero che questa esigenza di non tenere i cittadini appesi per troppo tempo, perché qualcuno mi ha detto è come che il malato che è in un ospedale dopo alla fine dici beh, siccome è passato il tempo te ne devi andare. No, è come il malato che è stato ricoverato 10 anni perché tanto durano, poi alla fine dice alzati perché non hai niente. E questo è il problema. Allora, no, scusami. Devi fare l'operazione di togliergli l'appendicite, dopo 10 anni non gliel'hai tolta, non lo mandi a casa. Non scusami. È questo, tu devi celebrare e se devi toglierla gliela devi togliere. Tanto è vero, scusami, per questo ti invitavo a leggere, scusami, uguale disegno di legge rispetto al nostro c'era del Partito Democratico.
Democratico, per questo ti invitavo a leggere le carte processuali. Per 2 legislature il Partito Democratico ha presentato un disegno di legge che richiedeva 2 legislature, 2001 e 2006, 2006, 2008, primo firmatario Anna Finocchiaro, quindi che non è una persona qualsiasi ma è capogruppo. Scusate, questo vi soltanto interrompo. per una questione di verità, perché la questione dei tempi sono soltanto una garanzia di certezza del diritto per i cittadini, e su questo io devo dire credo molto. E anche, siccome è stato sollevato il problema di eguaglianza, la legge è uguale per tutti, deve durare per tutti allo stesso modo. Non è giusto che se uno ha possibilità che duri 100 anni e quindi si prescriva passasse la liscia, e l'altro perché è una persona che ha scarse possibilità economiche invece debba venire. Allora, scusate, vi interrompo. Passati 2 anni i giudici vanno a sentenza. Siamo d'accordo? Faccio il giudice io No, in questo scusa, momento. domanda. Passati 2 anni i giudici vanno a sentenza. No, Primo 2 anni grado. sono le indagini preliminari. 2 Allora, anni sono solo le indagini scusate, vi preliminari. interrompo perché vanno a altrimenti... sentenza, non sciolgono Scusate, tutto. sono le indagini preliminari, 3 anni, 2 anni, 1 anno. Allora, sono tanto. vi interrompo perché sennò dopo poi i nostri telespettatori dicono che i politici parlano troppo. Scusate però che c'è stata fatta questa osservazione, quindi devo interrompervi un attimo, perché volevo sentire, anche abbiamo parlato prima anche delle persone fuori che vogliono anche aver garantita la certezza della pena e vogliono nello stesso tempo che i detenuti abbiano dei diritti. Sì, io volevo partire da 2 punti che sono stati toccati, approfondirli dal punto di vista della vittima di reato. Anzitutto partirei dal concetto di riabilitazione di chi ha commesso un fatto delittuoso. La riabilitazione è un fatto, diciamo, sociale, quindi una reintroduzione ai fini della reintroduzione sociale del detenuto dopo il percorso effettuato in carcere. A fianco alla riabilitazione si propone, non ci facciamo portavoci di una proposta diciamo che parte dall'Europa, quella di responsabilizzare, quindi a fianco alla riabilitazione noi chiediamo un percorso, che venga fatto un percorso di responsabilità. Il percorso di responsabilità però proviene da un sistema organizzato da parte delle istituzioni. Da questo mi sposto perché un sistema di questo genere può essere attuato, organizzato ed attuato soltanto superando questi momenti di emergenza che ciclicamente ci troviamo a dirimere, insomma, a dover risolvere, e affrontando, rivoluzionando o comunque riformando il sistema penale quasi ex novo, quindi prendendo in considerazione più aspetti, tra i quali anche lo sviluppo di un percorso di responsabilità da parte del detenuto, ma anche la presa di coscienza che esiste la figura della vittima, che altrettanto ha diritto di fare un percorso a fianco al detenuto. Non per forza ci deve essere un incontro, non preclude questo percorso un forzoso incontro che può essere anche dannoso sia per l'uno che per l'altro o per entrambe le persone, ma cominciare ad applicare sostanzialmente, e quindi qui si parla di fatti concreti, di normative concrete, applicare quanto per esempio l'Europa ci ha definito e noi, l'Italia, adeguandosi appunto a quanto l'Europa ha stabilito. Attraverso una nostra assistita che è diciamo una vittima di lesioni gravissime, ha proceduto a ricorrere alla Corte europea dei diritti e l'Italia infatti è
il procedimento è ancora in corso, ma diciamo che la Corte europea si è espressa già, si è espressa e rilevando effettivamente alcune difformità e che corrispondono proprio all'inadempimento da parte dell'Italia nei confronti di quanto l'Europa attende che adempi, insomma. Allora, abbiamo pochissimi minuti. Ornella Favero, poi farei chiudere al direttore. Sì, io semplicemente vorrei, come dire, rassicurare il sindaco su una cosa. Qui nessuno vuole trasformare il carcere in un club mediterraneo. Qui io non sono buona, non sono una volontaria buona. Io voglio che le persone si assumano la loro responsabilità, quindi credo che un carcere umano è un carcere che permette alle persone di assumersi la propria responsabilità. Quando le persone incontrano le scuole, qui ci sono Paola, Andrea, Elton, che lo fanno nelle scuole, ci sono tutti i detenuti, è una fatica, non è che gli vanno a dire quanto male sto in carcere, gli vanno a parlare dei reati, di come si arriva di scivolamento in scivolamento a volte, perché non è che il reato è sempre una scelta, a volte di comportamento, piccola trasgressione, illegalità, eccetera, a un'altra a commettere reati. E qui siamo anche noi persone del fare, non siamo chiacchieroni, perché la gente si fa 150 incontri, abbiamo fatto l'anno scorso anche grazie al Comune di Padova, in cui la gente ha messo in piazza le proprie, come dire, anche schifezze, le proprie cose negative, il peggio della propria vita, per dire io questa esperienza negativa voglio che sia utile a qualcuno. Quindi qui non si chiede. E un'altra piccola... Guardi che su questo siamo d'accordo, scusi, dov'è il punto di differenza? No, scusi, Ma dov'è il punto di differenza? Perché usa un argomento polemico su una cosa a cui collaboro? No, mi spieghi, perché uso un tono polemico su una cosa che si fa anche grazie a quello che fa la mia amministrazione? No, io non lo so, sto solo dicendo che il problema di voler rendere le carceri... Dal ministro, ha chiesto al ministro di istituire questo tutore dei carcerati e cosa vi ha detto? Che lo fa? Ha detto che lo fa perché se il ministro decide di farlo e attua le norme conseguenti, io sarò in primo piano a realizzarlo. Guardi, allora sì, è stato chiesto perché c'era anche il coordinamento, ma non è questa la cosa principale. Io volevo tornare sul discorso di quello che si fa qui concretamente, di come vivono le persone, perché guardi, per esempio quando lei ha detto poi si scatena la rabbia della gente se una persona che ha ucciso qualcuno dopo 3 anni esce, eccetera. Io le dico questo, guardi, noi dobbiamo essere più chiari sull'informazione. Le persone in carcere ci stanno, io non ho visto nessuno uscire dopo 3 anni. Il problema è come viene raccontata questa cosa. Viene raccontata come se la gente in carcere ci stesse un anno, fa un reato gravissimo, sta 1 anno. Non è vero. Non è così. A volte quando i giornali scrivono ha commesso il tal reato, è già fuori, non dicono che in tutti i sistemi civili, l'America per primo, che magari non è civile in altre cose, pagano una cauzione e sono fuori, ma nel momento in cui la persona viene condannata se ne sta anche anni in carcere. Io penso che dobbiamo stare attenti perché noi con le vittime abbiamo fatto un percorso enorme, abbiamo incontrato vittime. Ornella, ti chiedo di chiudere perché devo chiudere. Vorrei dire che io sono un sostenitore contro una tendenza abbastanza frequente in questo Paese della legge Gozzini. Penso che la legge Gozzini, che ha individuato tutta una serie di meccanismi per consentire a chi è stato condannato in carcere di riscattarsi e di conquistare gradi continui di libertà, permessi prolungati, la possibilità di lavorare all'esterno, eccetera. Penso che sia una delle grandi leggi che questo paese, di civiltà che ha fatto questo Paese. Quindi io su queste cose semplici sono d'accordo, dopodiché bisogna evitare il piagnisteo, perché non serve a niente, chi è in carcere sta peggio di chi è fuori. Sindaco, purtroppo lo stop scatta anche per lei perché il nostro minutaggio è terminato, purtroppo termina sempre nel più bello. Al dottor Pirruccio. Lo salutiamo, noi lo ringraziamo l'ospitalità del carcere Due Palazzi. Di essere riusciti comunque a raccontare il carcere anche in questa maniera. Ringraziamo tutta la troupe di Telechiara, tutti gli
agenti della Polizia Penitenziaria. Ricordiamolo, l'appuntamento è per la settimana prossima in diretta a parlare di lavoro di articolo 18, sempre venerdì prossimo su Telechiara. Grazie mille dell'attenzione, arrivederci, grazie a tutti.